No, I'm not a writer. Nova Gorica, o Nova Gorica c'è scritto, e hai capito cane? Adesso no, noi dobbiamo trovarci il negozio, il souvenir per prendere quella spilla per attaccarci su col Bostik il microfono e la GoPro, sai capito? Che dopo la signora quando ce la vende con un po' di soddisfazione dice: ah, guarda che bello, c'è ancora i giovani, no, che si portano a casa il ricordino dei posti, il souvenir. Col cazzo, ci attacco sopra il microfono io. Da CP, guarda che belle vallate, guarda CP. Ah, perfino i camionisti si sono fermati ad ammirare tutta questa fallitudine. Però secondo me CP, adesso dobbiamo trovarci un bel posto per piantare la macca, io e te, nei verdi prati, magari non qua che ci sono le case, un po' verdi prati un po' più isolati. Occhio che casette, qua com'è la precedenza? Oh, aspetta, fermila. Allora, io sono più grosso, grazie capo. Per vedere le casette colorate, ma gli ha messo il muro mica tanto colorato. CP, siamo a Nova Gorica, ma noi non interessano queste cose, vero? Se tu stai solo guardando fuori se ci sono cani da puntare, e io no, io cerco un po' la nature, il verde, tipo la vallata del Mulino Bianco, no? Lì che siamo quasi passati col rosso, cazzo l'arancione non dura una pipa qua. Ecco, un'altra cosa bella che abbiamo potuto notare, segnati CP, scrivi giù, qua, grotte, passeggiate, boh, vediamo, è il fatto che il semaforo prima di diventare verde diventa arancione, e questa abbiamo visto una buona cosa, ci ha permesso di non fermarci in certe situazioni, di mantenere tipo il minimo e dopo ripartire. Sì, bella cosa. Altra cosa che abbiamo avuto modo di notare, segna CP, è che qua ci sono tanti cimiteri, mi viene da pensare probabilmente qui la gente muore molto, no? Però CP, come tu mi insegni, probabilmente diciamo non archiviano i morti, no? Cioè uno muore e lo tengono là, no? Cioè non è come da noi magari che dopo, non so, vengono inceneriti, robe del genere, vengono archiviati, no, cioè qua muoiono e restano là, e quindi i cimiteri sono tanti, tanto dicono, bah, abbiamo spazio, hai capito? Morti non mancano mai, hai capito? E allora fanno così. Guarda CP a sinistra, guarda anche tu da casa, guarda che cascata strana, non particolarmente bella esteticamente parlando, però guarda che figata, la diga che butta giù l'acqua. Ah, deve essere una di quelle dighe, esatto, vedi che è piena di pizzi la corrente, che il coso, il dislivello dell'acqua, esatto, è quello là, gli fa produrre la corrente che spinge dentro avranno tipo delle pale che ricaricano, cioè deduco io, no? Perché Le Puntine del Mondo è un canale che deduce. È bello, vero cane? Abbiamo questa stradina, queste curvette dolci, a sinistra abbiamo l'Isonzo, che è il fiume che attraversa parte della Slovenia e parte dall'Italia. Abbiamo avuto modo di notare, segna CP, che sono cose che interessano anche a te che sei parte della fauna, che ci sono tanti volatili che da noi non ci sono, tipo i petirossi che da noi c'erano, adesso non li vedi più, e poi non so se si dice pitti gialli, delle specie di petirossi che però sotto sono gialli. No CP, guarda, proprio bello, abbastanza wild. Questi panorami veramente rilassanti, queste strade rilassantissime. Questa io non l'avevo mai fatta, però diciamo più o meno la zona di Tolmino, Sottolmino, chiamalo come vuoi, è più o meno così. Spero che la Uia della GoPro abbia registrato tutto quello che ho passato, perché ho visto sto errore qua nell'SD, boh, speriamo. Ma da sinistra la 126 con la botte sopra. Ah sì CP. Di qui c'eravamo stati, ti ricordi? E là c'eravamo, sì, avevamo fatto tutte ste robe noi. Eravamo andati anche super di là noi quella volta. Dappertutto abbiamo fatto qua. La Slovenia qua, sta parte qua l'abbiamo girata parecchio, sì. E anche se andati giù di là che c'era già un CD che lo buttano nel fiume. Guarda che roba, forse vogliono disfarsene, c'è la corrente altissima e mi buttano il cane col pelo nel fiume, bah, sai che non lo vogliono più.
Wow, guarda a destra, il punteo a destra. Che forte. La corrente è fortissima all'Isonzo. Vabbè, a parte che vabbè c'è le cascate a destra che gli buttano, ecco. Vero CP. Ecco CP, le vallate che ti dicevo, vedi? Guarda che bello. Ara che goduria, cane. Oh, bello, 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 bello. Vari ponticelli ancestrali, tutte le cose. Adesso anche ci cazziamo, appena ci avviciniamo al fiume ci cazziamo giù. Anche Massà. Guarda a destra CP, che panorami ragazzo. Mamma mia. Minchia che puzza, cosa hai mangiato? Cacca. Porco cane. Mettimi su. Opla. Eccola. Vuole stare davanti. Guarda a destra, bellissimo. Bellissimissimissimo. Là non ci si stava neanche col camper. Guarda che roba, riesci a vedere? Sì, dai, un po' sì. Stupendo, bellissimo, vastissimo, purissimo, levissimo. Wow, 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 guarda a destra, guarda che cascate, guarda che roba, alla diga, ma che figo. Enorme, bellissimo.